Aveva scoperto inquietanti intrecci tra l''ndrangheta e parte del governo slovacco il reporter ucciso Jan Kuciak. Viaggio in Slovacchia, nella città della fabbrica Embraco, dove sono state trasferite decine di imprese italiane. Tasse e costo del lavoro, a confronto le aliquote applicate nei paesi dell'Est e nel resto d'Europa. Guerra in Ucraina, aumenta la violenza sulle donne, per contro cresce la presenza femminile in politica. Seggi aperti oggi a Belgrado per l'elezione del sindaco, considerato una delle cariche più importanti della Serbia. Ad Atene cresce la voglia di teatro e si moltiplicano gli spettacoli che raccontano la trasformazione della Grecia. Una conferma drammatica, l'omicidio del giornalista che con le sue inchieste in Slovacchia stava portando alla luce gli affari milionari delle cosche anche nell'Est Europa, fa comprendere il potere di collusione della mafia calabrese. Jan Kuciak sarebbe stato ucciso con la sua compagna proprio perché stava indagando sui rapporti 'ndrangheta politica. I Manetti adesso sono finiti affiliati alla cosca dei Vadalà. Tutto parte dal Reggino, da Bova Marina. Ci sono voluti decenni di morti ammazzati e una faida terribile per dettare nuovi assetti e per entrare negli affari che contano. Insieme ai Morabito, lo dicono le indagini dei carabinieri, cominciarono a dividersi gli appalti. Innanzitutto quelli per l'ammodernamento della 106 e la variante di Palizzi. Sono entrati nel ciclo del cemento, nel movimento terra. Le grandi imprese nazionali, arrivando in Calabria, hanno stretto accordi con loro. La capacità collusiva l'hanno dimostrata anche quando ci sono voluti gli ispettori della prefettura di Reggio per farli uscire dai lavori. Affari in agricoltura, nell'edilizia, nel commercio di bestiame e poi il grande salto, l'energia, il fotovoltaico. La Calabria è il cuore, la radice nell'Est Europa, i collegamenti cruciali con la politica e le istituzioni. Il boss Antonino Vadalà in Slovacchia compra 32 aziende. Per l'omicidio del giornalista lo hanno ammanettato insieme ai fratelli e ai cugini. Sullo sfondo la gestione dei finanziamenti che gli imprenditori e 'ndranghetisti vogliono continuare ad intercettare. Da mesi la Procura di Reggio aveva chiesto agli organi di polizia internazionale di monitorare le attività del gruppo, fin qui erano finiti nel mirino per frode immobiliare. Negli ultimi anni abbiamo visto che l''ndrangheta si sta spostando anche nell'est d'Europa. Già subito dopo la caduta del muro di Berlino, l''ndrangheta della Ionica, della provincia di Reggio Calabria, era interessata all'acquisto, a riciclare, comprare acciaierie, comprare banche, non solo traffico di cocaina, soprattutto anche l'attenzione dell''ndrangheta ai fondi comunitari. Scusi, un minuto, solo ha sentito. Difficile ottenere che qualcuno si fermi ai nostri microfoni. Sono le 14 ed è scattato uno dei 3 cambiturno della giornata. Siamo davanti ai cancelli della Embraco, nell'est della Slovacchia, tra le aree meno sviluppate del paese. Riva di Chieri è lontanissima, eppure qui tutti sanno quello che sta succedendo in Italia e quello che da noi si dice, e cioè si chiude in Piemonte per portare la produzione in Slovacchia. Gli operai italiani potrebbero venire a vedere quanto si guadagna qua in Slovacchia. Frasi raccolte a Spišská Nová Ves, la fabbrica della Embraco, 2400 dipendenti, è in una vallata innevata. Siamo venuti qui per capire perché la multinazionale brasiliana voglia spostare ad est la produzione e abbiamo percepito che in realtà proprio questa prospettiva qui sta creando solo preoccupazioni. Juraj Hojnoš da 3 anni è il capo di Ockovo, il sindacato di fabbrica. Embraco ha intenzione di assumere qui? Non sono previste assunzioni, ma forse una riduzione di personale, anche se sono solo voci. La fabbrica italiana è fortemente automatizzata, molto più della nostra, dove c'è ancora tanto lavoro manuale. Se spostano qui quelle lavorazioni, aumentano la produzione, ma diminuiscono l'occupazione. La paga minima di un lavoratore appena assunto è di 576 euro. Con 10 anni di anzianità si arriva a 700 ed è il lordo. Più di un terzo va in tasse e contributi. Non avete paura che Embraco vada ancora più ad est, in Oriente, in Cina o in India? Certo, può succedere anche a noi, dipende solo dall'aumento della paga base. A un certo punto potrebbero decidere che è più conveniente l'India.
Il governo ha negato di aver fornito aiuti di Stato ad Embraco. La forza attrattiva per i brasiliani, come per gli altri, comincia dal costo del lavoro, più basso anche di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Abbiamo trovato tante storie di imprese italiane che per resistere alla crisi hanno aperto stabilimenti in Slovacchia. Sono circa 200, investitori forti che hanno portato il PIL annuo attorno al 4% e fanno volare le esportazioni. E ci sono le piccole imprese. Andiamo a Poprad, nel nord-est, ex zona sottosviluppata. C'è anche Whirlpool, la multinazionale che controlla Embraco, 1200 lavoratori, stabilimento enorme. Accanto un marchio italiano dell'indotto e a poca distanza un'altra impresa italiana, leader europea nella produzione di tagliaerba. La direzione resta a Castelfranco Veneto, uno stabilimento in Italia, a Campigo, un altro in Cina, il più grande dal 2006, e qui in Slovacchia, 250 dipendenti fissi più altri 450 in inverno, quando la produzione va al massimo, 13 linee, da cui escono 800.000 falciatrici in un anno, che si esportano in Francia, Germania, Inghilterra e Italia. Perché siete venuti proprio in Slovacchia? Perché in presenza di un'esigenza di aumentare la capacità produttiva e di combattere la competizione internazionale, vi abbiamo trovato una buona combinazione fra disponibilità di forza lavoro, costo della stessa forza lavoro e una posizione logistica molto coerente alle nostre necessità distributive in Europa. Avete ricevuto aiuti di Stato? Noi non abbiamo ricevuto vantaggi specifici diretti. L'unico beneficio, stiamo avendo una dilazione di pagamento, una sorta di affitto del terreno che diventerà nostro solo nel 2021. La Slovacchia, ma non solo lei, è dunque sul filo di un difficile equilibrismo. Aumentare i salari, allinearli al resto dell'Europa, ma col rischio di far scappare altrove gli investitori, perché c'è sempre qualcuno più ad est. Paradisi fiscali per le aziende che vi trasferiscono la produzione e incubo per molti lavoratori del vecchio continente, visioni contrapposte dei paesi dell'Est Europa, tornati prepotentemente alla ribalta dopo l'ultimo caso di delocalizzazione. All'interno dell'Unione si gioca una partita impari, soprattutto sul fronte delle imposte applicate alle imprese e del costo del lavoro. Nei 28 Paesi membri l'aliquota media sul reddito delle aziende è diminuita dal 22,5% nel 2016 al 21,9% nel 2017, proseguendo così la tendenza al ribasso registrata negli ultimi anni. Tuttavia le differenze in molti casi rimangono abissali. Si passa dal 30% in Germania, Francia, Belgio e Malta al 10% in Bulgaria, dal 10,8% in Ungheria al 16% in Romania, dal 18% in Croazia al 19% in Repubblica Ceca, Slovenia e Polonia, al 21% in Slovacchia, al 25% in Austria, fino al 27,8% in Italia. In alcuni paesi sono comprese altre imposte, come l'IRAP per le aziende che operano sul nostro territorio. Questi sono i dati ufficiali. Ci sono poi gli accordi specifici, casi limite in cui alcune multinazionali che hanno delocalizzato la produzione versano in tasse percentuali irrisorie del reddito prodotto nei paesi dell'Est Europa. Ciò ha provocato la reazione di molti paesi, tra cui l'Italia, che mettono in discussione gli aiuti di Stato, come conferma Sara Tonolo, docente di diritto internazionale all'Università di Trieste. Questa pratica di incentivi fiscali che vengono concessi, di tassazione ridotta, mini tasse, potrebbe comportare un aiuto di Stato, il fatto che lo Stato, che ha già ricevuto delle agevolazioni strutturali dall'Unione Europea, possa praticare degli aiuti che non sono compatibili con le norme dell'Unione Europea, perché per gli aiuti di Stato c'è un regime previsto dai trattati, dai regolamenti che vi danno attuazione e sotto il controllo della Commissione Europea, per cui occorrerebbe rispettare le indicazioni delle norme. Concorrenza fiscale, ma non solo, c'è anche un significativo divario salariale tra i singoli Stati dell'Unione Europea. L'aliquota reale media per i lavoratori comunitari è scesa nel 2017 al 44,8%. In Italia il cuneo fiscale è al 51,5% dello stipendio lordo annuo, pari a 39.880 euro.
In Germania è al 52,3% e in Austria addirittura al 54,3%, riferito a una paga media di quasi 57.000 euro. Mentre in Bulgaria il peso del costo del lavoro è appena al 38,4%, a fronte di un salario lordo che lo scorso anno è stato di 6.250 euro. C'è infine un aspetto molto controverso, quello sul rapporto tra delocalizzazione e diritti dei lavoratori. Un quadro normativo così incerto e rimesso all'interpretazione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è oscillante, ma principalmente orientata a tutelare le libertà fondamentali, molto spesso evitando di pronunciarsi sui diritti dei lavoratori, tant'è vero che anche la Confederazione Europea dei Sindacati, di fronte ad alcuni casi famosi, il caso Viking, il caso Laval, in cui società in casi simili all'Embraco avevano cambiato la nazionalità oppure avevano delocalizzato senza rispettare i diritti dei lavoratori, non hanno avuto ragione dei diritti della categoria e quindi si sono fortemente preoccupati dell'approccio della giurisprudenza dell'Unione Europea. In Ucraina il presidente Petro Poroshenko ha firmato la legge per la reintegrazione del Donbass, la regione controllata dai separatisti filorussi. Secondo Poroshenko il provvedimento garantisce il quadro legale per l'utilizzo delle forze armate ucraine, della polizia e di altre unità di sicurezza per difendere lo Stato ucraino nel rispetto dei diritti e delle libertà dei civili. A Mosca invece la legge che definisce la Russia paese occupante viene percepita come la base legale dell'annunciata offensiva di primavera che Kiev starebbe per lanciare per riconquistare i territori secessionisti. In Ucraina, in 4 anni di guerra, sono morte circa 11.000 persone. Eugenia Benigni è stata consigliera sulle questioni di genere della missione OSCE in Ucraina. Attualmente è responsabile dell'ufficio di Kvinna till Kvinna a Kiev, organizzazione svedese che propugna l'affermazione sociale e politica delle donne. Paradossalmente, come spesso succede nei periodi di guerra, le donne in Ucraina sono sì esposte di più alla violenza, ma il loro ruolo nella società, con i maschi al fronte, è cresciuto sia nell'economia sia in politica. Sull'Ucraina, che è sotto il controllo del governo, ci sono molte più informazioni che nelle regioni controllate dai separatisti. La guerra è servita sia ad emancipare le donne, aumentare il loro numero in Parlamento e anche i loro ruoli nella società civile, però è stata anche causa di grandi violazioni, tra cui l'aumento della violenza domestica, della violenza sessuale e l'aumento dei profughi. Nel conflitto in Ucraina ci sono stati stupri di guerra. È possibile un confronto con quanto successo, ad esempio, in Bosnia o in Ruanda? Ci sono stati dei casi, però non è possibile fare un parallelo, in quanto gli stupri di guerra, la violenza sessuale in Ucraina non è avvenuta ai livelli di crimine di guerra, nel senso che non è stata ordinata dai comandanti militari e paramilitari, però ci sono stati dei casi. 2 parallelismi che si possono fare è l'impunità abbastanza diffusa e l'insufficienza dei servizi di protezione e assistenza alle vittime. La violenza domestica è aumentata con il rientro dei reduci dal fronte? Questa è molto aumentata sicuramente, come dimostrano anche le statistiche delle linee verdi per l'assistenza alle vittime di violenza, che sono quadruplicate, e anche le statistiche per quanto riguarda i diritti dei bambini. Le donne in Ucraina, anche nelle zone secessioniste del Donbass, ricoprono ruoli politici? Le donne rappresentavano quasi il 50% nelle dimostrazioni, nelle manifestazioni dell'Euromaidan, e il loro numero è leggermente aumentato in Parlamento, cioè siamo passati da 8% al quasi 12% rispetto alla legislatura precedente. Tuttavia ci sono pochissime donne nei negoziati di pace e le questioni di genere sono praticamente escluse dai negoziati di pace. Le donne in politica che posizioni propugnano? Sono di destra, di sinistra, centriste, progressiste, conservatrici? È difficile usare i nostri paradigmi di destra e sinistra nel caso dell'Ucraina. Le organizzazioni internazionali spingono molto affinché le donne vengano
rappresentate in modo più significativo sia dal punto di vista dei numeri, sia dal punto di vista delle questioni che loro portano. C'è uno spazio per le donne che hanno un approccio pacifista ed è molto importante che questi spazi vengano aumentati. Ulica Kneza Mikhailova, animata come sempre, salotto cittadino di quella che è stata definita la capitale più verde d'Europa, Belgrado, oggi al voto per giocarsi le carte del futuro. Appuntamento molto atteso in Serbia, le elezioni comunali, test importante per il presidente Vučić e l'SNS, il partito progressista serbo da lui guidato. Chi si aggiudicherà il governo della città sarà a metà dell'opera perché il ruolo di sindaco di Belgrado è considerata una delle cariche politiche più importanti del paese. Lo sa bene Sini Shamali, primo cittadino uscente che a soli 42 anni nel 2014 è stato il sindaco più giovane di sempre, uomo potente e vicinissimo al governo, scaricato dallo stesso Vučić in seguito al clamore per le vicende legate al faraonico piano urbanistico di Beograd na vodi. Sono 24 le liste per l'assemblea comunale che poi dovrà eleggere il sindaco, ma solo una parte entrerà a palazzo perché il quorum è del 5%. Migliaia gli euro investiti dai candidati nella campagna elettorale, ma anche nelle analisi e nelle ricerche di mercato, come ci spiega Srdjan Bogosavljević, direttore della sede Ipsos di Belgrado. Il partito del presidente Aleksandar Vučić, che alle presidenziali della scorsa primavera ottenne il 44%, risulta saldamente al primo posto. Secondo i nostri sondaggi si dovrebbe attestare tra il 38 e il 40%. L'SPS, il partito di coalizione, viene dato tra il 6 e l'8%. Insieme hanno la concreta possibilità di ottenere il 50% dei seggi. Belgrado è però considerata la città serba con la più forte opposizione al partito di governo. È però un'opposizione molto frammentata. Quella più votata sarà la coalizione guidata dall'ex sindaco di Belgrado Dragan Đilas, compagine ideologicamente molto varia, che renderà difficile qualsiasi futura collaborazione. Tra i volti nuovi alla guida di una lista di opposizione anche Ksenia Radovanović, giovane architetto, Nedavi Beograd, il nome del movimento nato dopo le proteste in piazza contro la costruzione della nuova città sull'acqua. Noi vogliamo rappresentare una realtà che arriva dalla base. Siamo nati come movimento di protesta, ma vogliamo poter contribuire allo sviluppo positivo della nostra città. La crisi economica e sociale della Grecia approda sui palcoscenici dei teatri di avanguardia come il Neos Cosmos, nell'omonimo quartiere di Atene, Nuovo Mondo. Lo spunto viene da Bolivar, l'opera ispirata al grande rivoluzionario sudamericano e scritta dal poeta Nikos Ergonopoulos durante l'occupazione tedesca della Grecia. È l'autore e regista Yannis Skurletis a riprendere i valori della resistenza e del coraggio espressi dalla poetica di Ergonopoulos per tentare di rovesciare il senso stesso della rivolta, che in questo caso parte dalla presa di coscienza dell'individuo. Lo spettacolo che metto in scena non vuole essere solo un messaggio finalizzato alla reazione della gente verso i nuovi oppressori, ma cerca di andare più in profondità. È innanzitutto una ricerca esistenziale che l'individuo deve compiere dentro se stesso per emanciparsi. Solo dopo si cerca di focalizzare l'attenzione sulle risposte dell'opinione pubblica a questa situazione di crisi. Tutto questo prescinde dall'ideologia proprio perché mi interessa in primo luogo la libertà degli individui. Skurletis evidenzia il surrealismo di Ergonopoulos, che tentava di collegare Bolivar ad Androutsos, l'eroe della rivoluzione greca del 1821, proprio per mostrare che la rivoluzione non ha una sola faccia, ma trascende popoli, frontiere e le singole ideologie che pure sono alla base di ogni rivoluzione. Tutti hanno bisogno di identificarsi in un personaggio dalle connotazioni eroiche. Nella mia prima rappresentazione, Bolivar diventa prima Androutsos, poi Gesù Cristo, ma ciò che intendo è che può diventare qualsiasi eroe in cui lo spettatore possa o voglia riconoscersi, specie in un periodo di crisi come questo.
Una vita tra poesia, arte e teatro, quella di Iannis Skurletis, un intellettuale libero che non teme di andare controcorrente né di continuare a pescare in un mare quasi senza pesci. Non ci sono sovvenzioni statali o donazioni private per le produzioni teatrali. Le uniche vere risorse restano la cassa, il pubblico, i biglietti. Vivere di teatro oggi in Grecia è quasi impossibile, eppure l'avventura merita di essere vissuta. In questo momento ad Atene sono in scena 1500 spettacoli teatrali, il che rende l'idea di quanto si voglia fare teatro e di quanto il pubblico voglia assistere a spettacoli teatrali, che il più delle volte nascono dal nulla, senza risorse, ma solo grazie al volontariato di autori, registi e attori. Quasi nessuno nella Grecia di oggi riesce a vivere di teatro, eppure c'è una gran voglia di fare teatro, così come gli spettatori hanno desiderato di assistere agli spettacoli e in definitiva di comunicare. Nonostante questo lungo periodo di crisi, è cresciuta la voglia di stare insieme, di comunicare, di partecipare e il teatro è diventato il luogo migliore per fare tutto questo.